Tanta Governolese, pochissimo Castellucchio. Il derby del mercoledì non tradisce le attese, ma a recitare la parte del leone sono solo i pirati di mister Francesco Rossi, determinati e concentrati e trascinati dal solito appassionatissimo pubblico. La Governolese imprime la svolta decisiva del match dopo appena 7 minuti, con Goldoni bravo a raccogliere un pallone mal controllato dalla difesa bianconera e a fulminare Contesini con un secco tiro dal limite. Reazione del Castellucchio scarica e priva di idee. Gianni Ragazzoni prova la carta Venerini al posto di Boschini, ma le occasioni stentano ad arrivare. Alla mezz'ora Chitoci prova da lontano, ma senza esito. E dal 41esimo invece Picetti a divorarsi l'occasione buona, sparando incredibilmente alto un bel cross dello stesso Chitò che aveva scavalcato tutta la difesa rossoblù. È un fuoco di paglia perché dopo l'intervallo la Governolese riprende in mano le redini del gioco. Lasagna si affranca dalla stretta marcatura di Curti e al 52esimo impegna subito Contesini. 10 minuti dopo l'esterno rossoblù sfiora la traversa con una bella conclusione e al 69esimo è ancora lui a innescare l'azione del raddoppio. Bel passaggio per Visentini, cross bucato clamorosamente da Contesini e pallone che carambola su Olivetti terminando in rete. Partita chiusa anche perché la difesa dei Pirati fa buona guardia e in contropiede per poco non ci scappa anche il terzo gol, ancora con un incontenibile Lasagna che va a sfiorare la traversa. Per il Castellucchio un tonfo pesantissimo, mentre la Governolese compie un ulteriore passo avanti in una classifica già ottima. Ma domenica tra le due litiganti mantovane potrebbe godere il Ciliverghe, pronto a mettere la freccia e conquistare il primo posto.